I soldi, si dice, non fanno la felicità. È per questo che è stata intitolata Oltre il PIL, l'indagine promossa da Unioncamere del Veneto, insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, che attraverso 8 macroindicatori cerca di tracciare un quadro di come si vive qui in Veneto, al di là di portafogli più o meno gonfi. Secondo la foto scattata, benessere materiale, salute, insicurezza e pubblica amministrazione rappresentano i fiori all'occhiello, ma per quanto riguarda ambiente, relazioni personali e sociali e istruzione, la nostra regione scivola giù nella graduatoria italiana. Nonostante gli alti livelli di rifiuti differenziati, infatti, a condizionare l'ambiente ci sono l'elevata densità di popolazione, il tasso di urbanizzazione e l'inquinamento. Ne risulta un Veneto 10° rispetto al resto d'Italia. Per l'istruzione, il possesso di un titolo universitario o un diploma risulta inferiore a quello di molte altre regioni, facendo scivolare la nostra addirittura al 14° posto. Nelle relazioni personali e sociali, poi, la forte presenza straniera e la propensione alla donazione di sangue non trovano riscontro negli indicatori associati alla presenza di organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, e il Veneto quindi si attesta al 7° posto. Nel lavoro e nel tempo libero, invece, la regione evidenzia un buon equilibrio tra attività lavorative e propensione alla pratica sportiva e alla lettura. Altra nota positiva, la salute e il livello di longevità. Sull'insicurezza e la pubblica amministrazione, poi, il Veneto si colloca sopra il livello medio. Tassi fisiologici di criminalità e disoccupazione associati a tassi di mortalità non elevati mostrano un clima di generale sicurezza e tranquillità. Inoltre, la virtuosità del Veneto emerge nella gestione oculata delle risorse pubbliche, per la quale siamo addirittura al 2° posto, dietro solo alla Lombardia. In conclusione, tracciando un confronto con le altre regioni, dall'indagine emerge un'Italia che vede Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche ed Umbria coi valori più elevati di benessere, Toscana, Piemonte, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Abruzzo sopra la media, mentre Basilicata, Sardegna, Molise, Calabria, Puglia, Campania e Sicilia sono sotto la media. I risultati presentati però, dice Gianangelo Bellati, direttore di Unioncamere, si riferiscono ai dati del 2009, cioè prima della crisi. È per questo che entro la fine dell'anno verranno aggiornati al 2010 e arricchiti con ulteriori indicatori, tra cui quello della pressione fiscale e dell'evasione fiscale, parametri che incidono fortemente sulla qualità di vita di un territorio e condizionano la popolazione che vi vive.